più di tanto, però insomma il primo tempo si è visto un buon campo d'Arsenal. Sì, sinceramente non mi aspettavo neanch'io questa partita nel primo tempo. I ragazzi hanno messo in pratica tutto quello che abbiamo provato questa settimana di fronte a una squadra di categoria superiore e soprattutto di una squadra che ha grandissima qualità. E i ragazzi sono stati bravi perché sia nella fase difensiva che nella fase di costruzione abbiamo fatto e abbiamo creato anche delle occasioni per andare anche in vantaggio. Quindi abbiamo fatto sicuramente un buonissimo primo tempo. Può essere stato un anticipo di Lega Pro. Ma per Scaramanzia non diciamo niente, è chiaro che tutti noi, tutto l'ambiente ci spera, però vediamo cosa deciderà la società, vedremo quello che sarà il futuro. In questo momento qua noi stiamo pensando solamente e esclusivamente alla Serie D e quindi lavoreremo in questo momento per affrontare la partita sabato o domenica prossima in base a quello che ci dirà la federazione per la Team K, che per noi è una partita importante. Padova che impressione ha fatto? Ma è chiaro che quando li hai pressati, non li hai fatti giocare, loro non è che sono andati in difficoltà, avevano delle difficoltà a trovare delle trame di gioco. La squadra si vedeva che aveva fatto dei lavori di carico, infatti la gamba li ho visti che non era brillante. Dal momento che siamo calati noi sono usciti loro e poi nel secondo tempo si è visto che è una squadra che ha grande qualità, che ha grandi giocatori, che ha grandi colpi, quindi come ci aspettava e anche come è stata improntata la squadra sicuramente sarà possibilità che il Padova sia dai vertici della classifica, da come ho visto la squadra. Ok, anche perché insomma sembra no, una c'era attesa, sembra anche un appuntamento storico questa in campo d'Arsenal, poi ci sono anche le possibilità di passare il turno sulla gara. Ma sì, so che hanno qualche problema a livello di società, ci hanno chiesto di invertire i cambi perché hanno problemi anche con lo stadio, quindi molto probabilmente faremo la partita in casa. Però al di là di questo sicuramente troveremo una squadra di categoria superiore che avrà strutturato una squadra e con dei giocatori più importanti e quindi andremo ad affrontare una squadra che ci potrà mettere in difficoltà. Però noi siamo consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo costruito sicuramente una squadra di primissimo ordine, quindi sicuramente andremo per affrontare la partita e per cercare di passare il turno.